Il primo caso in provincia di Agrigento si registra il 6 marzo, poi 11, 12, 18, 19, 20, 22, 27 ed il dato ufficiale aggiornato a ieri sera 18 marzo conta 27 casi. 27 persone sono positive al test del coronavirus su 377 tamponi esaminati. 15 casi a Sciacca, 3 a Licata, 3 a Ribera, 2 a Favara, 2 a Menfi, 1 a Santa Margherita Belice, 1 ad Agrigento. Rispetto a ieri risulta contagiato un altro operatore sanitario di Sciacca, il marito della donna di Licata che tornava da una crociera, un maresciallo dei carabinieri di Favara in servizio alla stazione di Villa Seta ad Agrigento, che è stato portato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo essere però rimasto isolato circa una settimana perché con la febbre. Ed un caso ad Agrigento. E invece la notizia ai noi di stasera è la presenza nel territorio di Agrigento di una persona che è risultata positiva al Covid. Questa sera mi è stata data la comunicazione formale da parte dell'ASP di Agrigento per le conseguenti attività. La persona si trova presso il proprio domicilio e, seguendo quelle che sono le procedure di protocollo, seguirà una serie di attività comportamentali che sono rigide, che sono precise. Preoccupazione ha suscitato il caso di ieri riscontrato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, all'interno del reparto di cardiologia. Protagonista un'anziana di Favara di 76 anni. A raccontare quanto è avvenuto è il primario Giuseppe Caramanno. La signora dice, dopo una prima visita privata col suo cardiologo di fiducia, che le riscontra un disturbo del ritmo cardiaco, viene indirizzata al reparto di cardiologia per ulteriori accertamenti e probabile impianto di pacemaker. Pertanto non transita dal pronto soccorso e sale direttamente in reparto. Il medico di guardia raccoglie la storia clinica e le rivolge la domanda se avesse avuto contatti con persone tornate dal nord Italia, alla quale la signora risponde negativamente. Viene effettuata una radiografia da cui si iniziano a vedere i segni di una broncopolmonite. Segue una TAC, suggestiva di un forte sospetto di coronavirus. A ciò fa seguito il tampone risultato positivo 24 ore dopo. Mentre se ne attendeva l'esito, la signora e i familiari hanno ammesso al personale di reparto di essere stati a contatto con un nipote proveniente da Milano. Il reparto è stato sanificato, il personale medico e infermieristico è stato sottoposto a tampone, di cui si attende l'esito. I ricoveri programmati sono stati momentaneamente sospesi come da decreto regionale, mentre viene garantita l'assistenza sanitaria per le urgenze.